immigrati della rete, ma grandi veterani della piazza e di quello che era la discussione politica, il dibattito, lo scambio vis-à-vis, la compresenza spazio-temporale, fisica delle persone. Quindi quanto questo manca oggi, o comunque quanto la tecnologia in noi nativi digitali ci fa perdere questa attitudine all'agora. Quindi l'internet può veramente essere considerata una piazza virtuale oppure no? Ah, non è, no, il discorso è questo, vede? Noi siamo partiti, come lei dice, almeno io per esempio, per prendere un po' il mio esempio, nel senso che io a 18 anni ho scoperto la piazza, i movimenti studenteschi e cose di questo genere. Quindi ho avuto quel tipo di socializzazione alla politica che poi mi ha portato a fare un determinato tipo di scelta. Ma è anche vero che i movimenti collettivi hanno un ciclo, nel senso partono e crescono nel giro di 3 mesi, 6 mesi e poi c'è il cosiddetto riflusso, decrescono e quindi diventano una specie di fiumi carsici che scompaiono e a un certo punto ricompaiono in un'altra forma. Ecco, questo solo per darle un'idea. Come si fa a mantenere poi i rapporti con le decine, centinaia di giovani della tua età che tu hai conosciuto durante il corso di un movimento collettivo? Oppure lei, per esempio, sarà andata all'estero come sono andato anch'io, andavo all'estero, conoscevo persone, facevo amicizie perché stavamo insieme un mese più o meno tutti nello stesso posto, ci si fidanzava anche, poi a Natale immancabilmente questi rapporti sparivano completamente perché non c'era, cioè, ma lei pensa invece adesso, per esempio mio figlio che è cominciato ad andare all'estero con i suoi amici, quelli che si è fatti studiando l'inglese in Inghilterra, ha mantenuto i rapporti non fino al Natale, ma li ha mantenuti anche fino all'anno successivo. Hanno rifatto una vacanza insieme in un altro posto, tutti quelli che si erano conosciuti in Inghilterra, quasi tutti voglio dire. E questo grazie al fatto che sono rimasti in rete per alcune cose. Ora, tu puoi scegliere di non mantenere rapporti, che sono di questi effimeri rapporti che nascono in situazioni che non sono quelle abituali, che non sono quelli di socializzazione, che non sono legate al territorio, che sono stati effimeri per noi di sicuro. Per loro sono meno effimeri perché c'è questo strumento. Quando non c'erano tutte queste reti, io mi ricordo una ragazza finlandese con cui mi sono fidanzato in Inghilterra. Siamo stati un mese insieme, quando ci siamo lasciati lei piangeva come una fontana e io non ero tanto lucido, devo dire la verità. Dopodiché io ho mantenuto i contatti con lei per lettera, sì, per tanto tempo, rapporto epistolare, ci siamo rivisti 2 anni dopo, ma poi non ho avuto più notizie, sì. Sì, e infatti eravamo amici di penna, adesso siamo amici di Facebook. Ecco, e l'amico di penna si faceva per studiare un po' l'inglese, per fare queste cose. E se avessi avuto gli strumenti che ho adesso, io probabilmente sarei sposato in Finlandia. O sarei... Ma siamo sicuri? Io non guadagnavo abbastanza per permettermi un biglietto aereo ogni weekend per andare in Finlandia. Con 80 euro adesso ci vado. O forse però era meglio per voi. Mi costa molto di meno andare a Helsinki, andata e ritorno in aereo, un aereo low cost, che andare e tornare da Roma in Eurostar. Quindi io, la fidanzata a Roma, in un certo periodo di tempo della mia vita ce l'ho avuta. Mi manca quella est. Perché? Ma mi viene il dubbio adesso che in realtà questa cosa non sia tanto vera, nel senso, forse era comodo poi abbandonare queste donne così estive, chiamiamole queste relazioni giovanili, perché poi appunto magari ci si abbandonava di più proprio perché poi si sapeva che croce sopra, cioè la distanza geografica in qualche modo impediva la continuazione del rapporto, mentre oggi, riporto ad oggi questa cosa, questo svantaggio, diciamo, questo lato negativo, quando tu poi in qualche modo ti implichi in qualcosa, cioè ti trovano ovunque, non puoi sfuggire. Cioè, dalla realtà virtuale non si sfugge, perché uno digita su Google il tuo nome, e come si fa? Sì, però in effetti è anche vero che se digita il mio nome su Google ne trova 150 con il mio stesso nome. Anche perché io sono, aspetti, io sono in una rete di Giuseppe Gangemi che si chiamano tutti con lo stesso nome. Sono stato contattato e tutta la rete di tutti i Giuseppe Gangemi sostanzialmente siamo diventati amici di Facebook. Eh,
Sì, poi questa idea, questa cosa delle donne che era meglio abbandonare perché erano queste cose qui, no, sì, è uno scherzo, voglio dire, no, questo è che nasce, sì, no, no, ma dico, no, nasce dal fatto che l'idea secondo cui, voglio dire, è bene andare e poi scappare, insomma, e io qualche volta ho trovato che era un bene andare a scappare, invece altre volte ho trovato che sarebbe stato bello avere questa possibilità. Cioè vivere in città virtuali mi sarebbe stato molto più utile se queste città virtuali ci fossero state molti anni fa. Mi mancavano proprio, cioè mi mettevo a tavolino e non potevo realizzarle. Io penso che è più libero un giovane oggi che dice io posso farlo, ma potendo farlo posso anche decidere di non farlo. Pensi invece uno che dice io non posso farlo, e allora che faccio? Mi trasferisco e mi cerco un lavoro? Oppure, perché queste storie si esauriscono, ma si possono esaurire in un anno, o in 3 anni, o in 10 anni, o in 20 anni, insomma, ecco. E piuttosto che si devono esaurire per forza in un mese, quando con un mese c'hai ancora la passione addosso che ti manca all'improvviso. Un mese intenso e poi basta. Dopo 6 anni di insistenza sono riuscito a realizzare un nuovo corso di laurea magistrale che si chiama Scienza del Governo e Politiche Pubbliche. All'interno di questo corso di laurea magistrale c'è una materia importante per noi che è e-government e e-democracy, e da quando è nato questo corso di laurea io sto studiando come un matto per fare una materia che prima non avevo mai insegnato e per la quale... Questo corso di laurea a Padova, laurea magistrale all'interno della facoltà di scienze politiche. Sì. Ecco, no, per questo io mi sono preparato tutta la vita per il semplice fatto che da tutta la vita come hobby non accademico avevo lo studio del federalismo come pratica di governo. Ecco perché poi adesso mi sono sentito in condizione di poter realizzare questo corso di laurea, di proporlo e di farlo accettare dalla facoltà.